Qui con noi abbiamo anche CNA, in particolare l'ufficio estero. Fornasiero, prego. Partiamo dalle biciclette. E cosa c'entra con l'internazionalizzazione e l'esportazione? Perché parto dalle biciclette. L'ultima disputa, l'ultima querela tra le fiere di Verona, Padova. In mezzo ci sta Vicenza, ma so che c'è un asse preferenziale tra Vicenza e Verona. Allora, ci stiamo veramente coprendo di ridicolo nel Veneto per quanto riguarda il sistema fieristico. Abbiamo troppe fiere, non abbiamo un sistema fieristico, non abbiamo un progetto di sviluppo del sistema fieristico. E passo subito all'altro fronte, che è quello dei sostegni all'export e all'internazionalizzazione. Il Veneto è la seconda regione che esporta in Italia, dopo la Lombardia. Bene, se sentiamo gli uffici della Regione Veneto ci dicono che non ci sono soldi a sostegno delle imprese che esportano. Però abbiamo 7 camere di commercio, abbiamo 7 aziende speciali che si occupano di export, abbiamo Veneto Agricoltura che si occupa di export, abbiamo Veneto Promozione che si occupa di export, abbiamo Union Camere che si occupa di export, abbiamo decine di dirigenti regionali che cosa gestiscono? Il nulla. Se teniamo conto che dati del Sole 24 Ore di ieri, se noi riuscissimo a portare 40.000 piccole imprese, cioè intendo quelle imprese che hanno da 1 a 9 dipendenti e che sono l'ossatura del nostro sistema produttivo, se noi riuscissimo a portare 40.000 piccole imprese all'estero, potremmo in 3 anni assumere qualcosa come 1.800.000 giovani disoccupati. Potremmo avere un incremento del PIL del 9% in 3 anni. Potremmo veramente uscire dalla recessione. Quindi io le auguro di cuore di diventare Presidente della Regione Veneto e di aprire veramente un tavolo per aprire un progetto di futuro per le nostre esportazioni venete. Grazie. Grazie per questa domanda che mi consente di sviluppare un altro argomento importantissimo, cioè la piccola e media impresa e il sostegno alle piccole realtà che rappresentano davvero la spina dorsale del nostro sistema produttivo nazionale. Allora, cosa possiamo fare per la piccola e media impresa? Intanto aiutarla a resistere in un mercato internazionale globale dove la sfida è sempre più con i mercati emergenti che non hanno scrupoli da tutti i punti di vista e i nostri piccoli imprenditori devono subire invece regole soffocanti, una tassazione altrettanto insostenibile, mancanza di fare sistema con le istituzioni locali che anziché agevolarti ti mettono i bastoni tra le ruote, perché questa è la verità. Cosa fa la burocrazia locale? Questo, non ti agevola. Quando invece da un viaggio che io feci qualche anno fa negli Stati Uniti, invitata dal Dipartimento di Stato americano come giovane amministratrice per vedere da dove era nata la crisi immobiliare, cosa aveva scatenato, ma come gli Stati Uniti e Obama aveva cercato di recuperare, io vidi la sinergia tra città, quindi municipi, e istituzioni regionali, poi università, ricerca e impresa. Noi dobbiamo cercare di fare 2 cose: aiutare le nostre piccole e medie imprese ad andare all'estero e là sviluppare, cantierare progetti, e poi attrarre investimenti stranieri nel nostro territorio attraverso agevolazioni. Cioè noi dobbiamo fare questa operazione, aiutare le nostre imprese venete ad uscire, ad esportare, a far conoscere in tutto il mondo, quindi valorizzando i nostri prodotti che sono l'eccellenza mondiale. Pensiamo solo che il Made in Italy è il 3° brand più conosciuto al mondo, ma io farei un Made in Veneto perché sarebbe il prodotto più voluto al mondo. Penso alle centinaia di eccellenze che noi abbiamo qua sul nostro territorio. Fare un DOP Veneto, per esempio, di tutti i prodotti e fatti con prodotti nostri locali,
Poi ovviamente però dobbiamo anche fare una grande operazione straordinaria per attrarre gli investitori, perché il Veneto è terra da investimenti, se però la Regione aiuta chi vuole venire in Italia ad investire con tutta una serie di strumenti da mettere loro a disposizione.